Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia e penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là. Sembra quasi un mare l'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va. Ho quasi paura che si perda. Buongiorno people, buongiorno mondo, buongiorno mondo. Oggi apriamo con un'impressione di settembre. Sì, impressione di settembre, anche se ci troviamo a maggio. Ma è una noi questione... speriamo appunto che a settembre già tutto sia finito, per sì, cui è una questione di decreti, ormai maggio, settembre non cambia più ma niente. noi siamo prepositivi e positivi. Positivi. Ma anche se questa parola positivi, no, non bisogna interpretarla nel modo sì, giusto. nel modo giusto. Oggi Cala Cala Show, seconda puntata. Fra l'altro avremo due grandi ospiti, due ospiti nazionali. E poi che voci, che temperamento di questi Guarda, ospiti. noi sai, ci siamo un po'. Ma ci mancherebbe, non possiamo. Non vogliamo fare il Pippo Bo della situazione, però è giusto avere informazioni. Solo il Pippo possiamo fare. Pippo, io posso fare, no? Posso fare. Pippo. Ma che dire? Allora, facciamo un collegamento con. Facciamo una cosa, vediamo se la regia da casa ci può inviare tamburino e rulli, ad esempio, no? Rullino i tamburi. Tamburino e rulli, no? Vabbè, non lo so. Comunque, perché vediamo. Per presentare l'ospite. Presentare l'ospite, sì, presentare il primo ospite. Un grande personaggio della radio. Grande della radio, e che voce soprattutto, e che voce. Vediamo. I tamburi rullano. Vediamo il collegamento, c'è? Il collegamento non c'è. C'è. Mamma mia, Ciao Fabio. Cosette te. Come stai? Bene. Che voce, guarda, ora io dico, come faccio io a condurre? No, a competere no, no, competere. E poi c'è questa voce, è sbagliata questa cosa, non è giusta, lo sai, vero? Però io non riesco a dire rullino come lo dici tu. Come rullino? Rullino i tamburi. Lo so, vabbè. Abbiamo tanti difetti noi siciliani, quindi anche questi, anche il rullino, anche dire il rullino è un difetto. No, vabbè, punti di vista. E allora, bella la maglia intanto, partiamo da questa. No, intanto dove siamo? Noi ci troviamo, tu sei per ora non a Torino, perché almeno questo abbiamo capito che è la maglia del Torino. Ma tu... È la maglia del Torino, ma tu sei? A Roma. Ah, tu sei a Roma? Ah, ok. E questa... hai ragione. E questa a Roma indossa la maglia del Grande Torino, quindi presumiamo che tu sei un grande tifoso del Torino. Allora, io sono un tifoso dell'Inter. Dell'Inter. Addirittura, sorpresa.
tutto nasce proprio grazie a questa maglia. Mazzola, riferimento? Bravo. Ok. Perché mia madre era una tifosa del Toro del Grande Torino, Sandro Mazzola, non Sandro Mazzola, E Valentino Sì. Mazzola. Sì. Valentino Mazzola. Questa infatti Ah, la numero 10. Sì, spettacolo. da 10 di spettacolo. Valentino Mazzola. Mio padre era tifosissimo del Toro, quindi era proprio grana. Quando ero piccolino e stavo a Torino, ovviamente bisognava scegliere o il Toro, perché O la mamma poi Juve. diventò interista nel tempo, no? Perché il figlio andò a giocare nell'Inter e quindi mi diventò interista. Mio padre era granato, mamma era interista e alla fine siamo andati verso la mano. Anche perché comunque l'Inter poi ha avuto dei momenti d'oro, è ovvio che il Toro, dopo quello che è successo, non è stato facile Riprendere quello che era riprendersi, la perché io grande non squadra. non oso immaginare che cosa avrebbe potuto scrivere il Toro, il Torino, se non fosse successo quello che è successo. Sicuramente sarebbe cambiata la storia di tutti i campionati italiani, perché è ovvio che quando Sì, anche perché il Grande Torino era la nazionale italiana alla fine. sì, alla fine sì, è stata anche una ricostruzione poi anche per la nazionale, volendo, perché Per cui si è ricominciato da zero e dobbiamo che dire poi che l'anniversario del Torino mi sembra che ricada a maggio, 4 giusto? maggio, 4 maggio. una settimana fa. Sì, infatti, esatto. anche perché proprio da poco in TV hanno fatto, se non mi sbaglio, la replica del film del Grande Torino, sì. va bene. Quindi Ma comunque Vabbè, dai, ma con stiamo Fabio- toccando un po' un lato che ma ci sta, perché ci comunque sta. è una maglia affascinante, Ma una ci maglia, mancherebbe. una maglia storica che merita tanto rispetto. Invece parliamo di Fabio. Fabio, cosa ci racconti di te? Tu ti trovi a Radio Capital? Della facoltà di non rispondere. Ah, addirittura. No, allora possiamo dire una qualcosa noi. Ad esempio, sappiamo che sei nato a Torino comunque, giusto? Sì, Sì. almeno questo. Genitori piemontesi? Sì. No? No, Allora, raccontaci. Genitori veneti, della Veneti. provincia di Belluno, quindi da sotto le montagne, Polentone, mi hanno sempre chiamato Polentone quando ero piccolo, perché oltre a essere generato da due che arrivavano da quelle parti, ero veramente un Polentone, adoravo la polenta in tutti i modi possibili e immaginabili. E si sono trasferiti poi a Torino, perché mio padre già lavorava a Torino con suo zio, poi entrò in Fiat e mia mamma che lavorava a Roma invece, fine anni 50, inizio anni 60, si spostò poi ovviamente a Torino anche lei. Quindi E da lì, Roma secondo era me, dove lavorava? In quegli anni Torino, diciamo che offriva lavoro a tantissimi emigrati, fra l'altro molti siciliani si trovano a Torino perché c'era una grande fabbrica che produceva macchine, secondo me. quello. È qua. Alla Fiat, ok. Come la chiamavano lì era la Fiat. La Fiat. La Fiat. possiamo dire una cosa, da lì è nata la tua passione comunque, almeno che ti ha portato a fare quello che fai oggi. Il meccanico. No, il meccanico l'ha fatto prima con suo fratello. Hai fatto anche il meccanico, sappiamo. con no? le auto di suo fratello. vabbè. Smontavi le auto di tuo fratello, i modellini di tuo fratello. Ma lì perché ero curioso, volevo sapere come erano fatte le cose, a me è sempre piaciuto sapere come erano dentro le cose. Cioè, Entrare io non sono dentro. mai non sono mai stato un amante dell'esteriorità e dell'esterno, io volevo sapere cosa c'era all'interno. Ho Perché capito. effettivamente collegandoci poi nella vita di tutti i giorni, magari fuori dall'aspetto c'è tanta gente che sembra bella, ma poi dentro è diversa da come sì. Non è il vestito che fa l'abito, diciamo. Tipo, guarda, Fa il adesso monaco. dico- Non è il vestito che fa il monaco, No, io non è il vestito che fa l'abito. che fa l'abito interiore. Sì, comunque. interiore. Va bene, va bene. Però cercare rastoriati, ma tipo quelli che fanno tutti i figli e poi adesso in questi giorni stanno attaccando quella ragazza che è tornata dopo mesi di rapimento e ecco quelli sono vuoti dentro, perché è proprio il deserto cosmico. Effettivamente se ne stanno sentendo Di tutti i un colori. po' di tutti i colori. Vabbè, noi vogliamo uscire fuori da queste cose perché ormai Cercheremo penso di che parlare meno possibile delle cose spiacevoli, anche perché ne sono successe tante. tantissime. Noi invece Di- vogliamo sapere. Diciamo che dobbiamo scusa. ringraziare Paolo Fox che aveva previsto un 2020 Ah, indimenticabile e su questo ci ha azzeccato. Ci ha azzeccato quindi tutto. grazie Paolo. Io ne approfitto, visto che ci siete voi che siete siciliani, doc, per ricordare nonna Maria che purtroppo se n'è andata la notte del 2 di maggio, che era il mio legame con mia moglie ovviamente, con la Sicilia, visto che lei era nata a Noto. Ah sì, mi ricordo, noi ci siamo sentiti a ridosso di Pasqua, fra l'altro per gli auguri,
mi ricordo, quindi un pensiero anche a Nonna a Maria. Nonna Maria. Nonna Maria era di Noto. ok, quindi questo era il legame, dicevi tu, Con la Sicilia. con la Sicilia. Sappiamo che sei stato anche comunque l'unica, forse tua vacanza in Sicilia comunque è stata la parte di Catania. Sì, hai visto- ho avuto più volte a Catania, soltanto una Ah, volta, perché ok. ho degli amici che stanno lì e quindi quando ho avuto la possibilità, visto che ero a Catania in aereo, era abbastanza raggiungibile anche facilmente, ho fatto queste fughe di 2, 3, 4 Guarda, giorni. Noi ne approfittiamo in diretta per dirti quando vuoi venire dalle nostre parti. Ecco, io ti dico una cosa, sono cambiate tante cose, ma uno dei miei sogni, perché ognuno di noi ha dei sogni, sarebbe stato quello di farti presentare un nostro spettacolo, perché hai una voce, sì, hai una voce Ma ci incredibile, una riusciremo, ci preparazione riusciremo, Fabio. incredibile, e poi questa era la scusa per farti venire anche nelle nostre zone, farti visitare la provincia di Trapani, che offre tantissime cose, da San Vito Lo Capo a Scopello, Castellammare del Golfo, Alcamo, e tutti i prodotti Erice. Erice, sì, le saline, il Vabbè. Tempio di Segge. Dico, qua è veramente la provincia di Trapani è un concentrato di bellezza bellezze e cultura. cultura, ma anche di buon cibo. Guarda, le pasticcerie nelle nostre zone non ce ne voglia nessuno. Non ce ne voglia Diciamo nessuno. che in questo periodo in cui non abbiamo fatto altro che mangiare e gonfiare è perfetto. Ma diciamo anche che a noi molte cose mancano, perché ovviamente i nostri bar sono stati chiusi, quindi sì, ci siamo adattati con quello che preparano le nostre mogli, ma c'è... Non lo dire così che stasera No, c'è una grande voglia comunque di tornare ad assaggiare i gelati, che già questo è il periodo delle nostre creme, le nostre torte, dico, ma anche perché speriamo in una ripresa di tutte le attività. Quindi questo era... No, veramente siciliana, le cassatine. Sì, no, le arancine. comunque Ne abbiamo. ci stiamo addentrando in gastronomia, che penso che non è il tuo piatto forte, la gastronomia, Fabio. No, non ti l'orario è preoccupare, quello, l'orario non è ti preoccupare, il tempo l'abbiamo. Noi invece No, vogliamo... no, è quasi ora di cena, sì, la gastronomia è il mio posto. No, Io- noi... Comunque la differenza anche fra nord e sud è questa. Noi considera che la sera mangiamo verso le 10, per noi la cena è quella, le 11 anche capita, quindi però in fase digestiva è meglio il vostro orario, te lo assicuro. Sì. Sì. Io posso Invece, cambiare io- proprio gli orari a mia moglie. Quando mi ha conosciuto io pensavo alle 7:30 Ah, e lei ecco. mi guardava la fidanzata, ma è presto? No, se mangi presto digerisci meglio e dormi meglio. Vero. Comunque noi siamo stati ad esempio in Svizzera e siamo stati in Belgio e Anche in comunque Canada. più al nord si sale, più presto si mangia, comunque questa è una... 6:30. Sì, quello è Io l'orario. sapete che sono un grande amante di Londra e quindi quando c'era la possibilità ci andavo. Adesso sarà più complicato con la Brexit e tutto il resto, ma lì alle 6:30 tranquillamente ti trovi a cenare senza problemi. Sì. E invece così cambiamo un attimo per registro. Ti trovi in un supermercato, quello che vedo, perché vedo Ah, sì. un'infinità di bottiglie di Coca-Cola. No, sarà anche, può darsi che sia anche uno sponsor di Fabio, no? No, forse Buon Natale! lo sappiamo. Buon Natale! Allora, lo diciamo per quelli che ci stanno seguendo, per quelli che vedranno la diretta indifferita. Aspetta, lo diciamo per quelli che magari lavorano fino a quando non me la chiudono alla Coca-Cola di Catania. Sì, Cattate fuori i gadget. sì, e io Calendario del 2020 che non ho visto. che non hai ricevuto, tu mi avevi inviato un link per riceverlo. Però faccio un appello. Facciamo un appello. Facciamo un esatto. appello, a noi serve anche Amici. questo. Allora, Amici siciliani, amici che lavorate in Coca-Cola alla Sicilia, a Catania, se per caso vi avanti il calendario del 2020 che ormai è finito ed è un anno brutto perché è stato un pochino alla faccia di Fox, di là la mia parete aspetta. ma io faccio anche un altro appello. Chiunque avesse degli oggetti, dei gadget sulla Coca-Cola e vuole farceli avere, noi più di spedirti un pacco con quello che riusciamo a recuperare, perché riusciamo a capire benissimo cosa significa per un collezionista. Io ad esempio sono un collezionista di Zagor, dei fumetti, faccio la raccolta da quasi 40 anni, quindi ogni mese compro il mensile, lo special, e so cosa significa ricevere
una copia Indoor. o un gadget, sì, è la felicità massima per un collezionista. Quindi ripetiamo nuovamente l'appello: chiunque avesse dei gadget, qualcosa che riguardi la Coca-Cola, Coca-Cola. particolare, anche qualcosa di qualche anno Sì, va indietro, anche qualche anno indietro, dico, magari non se ne fa nulla, andiamo ad arricchire una collezione e facciamo felice il buon Fabio, come amo chiamarlo io. Certo. Fanno felice Me. Allora, Allora Fabio, no, solo così, delle curiosità. Sicuramente tu col tuo lavoro, perché sei un grande speaker, hai avuto grandissimi ospiti in radio, ci dai conferma di questo sicuramente, sì. Hai avuto l'occasione appunto di conoscere tanti mostri sacri della musica, giusto? Italiane e non, penso, giusto? sì. Qual è stato l'incontro che ti ha emozionato di più, che ti ha veramente... l'artista. anche. L'artista che ha detto, caspita, non ci credo, non è vero. Allora, per quanto riguarda gli internazionali, un'intervista che non mi sarei mai aspettato di fare, perché non la dovevo fare io, la doveva fare lui, questo è stato male, e quindi il lunedì Che salutiamo fra mattina- l'altro, che abbiamo conosciuto a Radio Capital noi quando Certo. abbiamo frequentato per un po' quegli Gli studi di Radio Capital, vabbè. E praticamente doveva fare questa intervista all'Oltre, cioè andare all'Oltre per fare un'intervista a un signore chiamato Roger Waters. Il lunedì non si sente bene, si doveva partire il martedì mattina alle 8 e Che il sfortuna, pomeriggio- che sfortuna esatto, che hai il avuto. pomeriggio alle 5 mi hanno detto sì, parti tu. Hai incontrato Roger Waters a casa sua? Dove è avvenuto questo incontro? In un hotel di Londra, Un hotel di Londra. nella stessa via dei magazzini di Harrods, in un hotel meraviglioso. È stata una giornata terrificante perché avevano cancellato il volo del mattino alle 8 dopo che eravamo stati in aereo 2 ore, poi riprendere un'altra. Insomma, alla fine è stata una giornata pesantissima, ma incontrare lui è stato veramente bello, quindi emozionante incontrare Roger Waters. Ne Che è ha valsa un la pena. ha un caratterino abbastanza particolare. Per quanto riguarda le altre interviste, quelle che mi hanno emozionato di più, sicuramente Vasco, Sì? perché l'ho seguito agli inizi grazie a mio fratello ovviamente, quindi l'ho incontrato, erano per gli anni 80, è stata già una gioia, io ho cominciato la radio nell'81, quindi ero ancora piccolino, tra virgolette. Perché grazie a tuo Poi- fratello, scusa se tuo fratello operava già nel settore della musica? No. No, ha 5 anni di più, quindi era lui che portava a casa la musica sempre. Ah, ok. E quindi mi ha fatto scoprire Lasco, i Police, Bob Marley. Ah, ok. Ci siamo capiti. Insomma, e quindi grazie a lui in questo senso. E poi tanti altri che ho incontrato negli anni, da Luca Carboni, che insomma adesso è un grande amico, quindi siamo rimasti in contatto, Alex Dritti, Luciano Ligabue, anche Ligabue abbiamo incontrato un sacco di volte, abbiamo visto un sacco di volte, anzi, visto che siamo live, Sì. io sto scannerizzando e ho approfittato del lockdown per fare un po' di lavoro, perché altrimenti le fotografie, come sai, se ne vanno, no? Sì. Questo ad esempio è Luciano, Ok, quello sei tu. e quello sarei io. Quindi il primo incontro con Liga è stato ufficiale nel 95? Nel 90. Nel Ah, nel Radio 90. 195 era la frequenza. Ah, la frequenza. La era- frequenza. no, Il no, nome no, della radio. Ah, ok, no, non l'avevo. Ormai Non l'avevo, no, ma ero preso dalla foto, quindi. Questa era la stanza mia. Si Ok. vede male, aspetta, devo mettere dove metterla, perché qua la web è un casino. vabbè. Mentre preparavo una serata, vedete le valigette? Questa una Sì, volta non sì, si andava in perché giro con i dischi, con le valigette, no? LP. E Ok. pesavano una botta, capito? E poi che ne so, un rapporto bellissimo anche con Riccardo Fogli, poi ho perso il tempo. Era. Grande Riccardo. Sì. Ma poi Vecchioni, Ron. Ma anche Sting, può essere. Hai avuto Sting in Sting studio? mi manca. Ah, Sting ti manca. Caruso Paletti. Faletti, Discorato. mamma mia. Eh. Sì. Vedi Paletti- quel cartellone dietro? Sì. Quel cartellone dietro, fate un attimo caso, è stata la mia esperienza canterina. Nel senso che nel 1992 facevo teatro amatoriale con dei matti e a un certo punto questi matti mi dissero: vabbè, ma tu fai la radio, perché non proviamo a iscriverci al Festival di San Scemo? Mi ricordo di questo festival. Presidenziale al Sì. Festival di Sanremo. Sì. Quindi Paolo Zunino, che era colui che organizzava,
era anche uno che girava un po' nella radio perché aveva a che fare con noi. Io gli ho mandato la demo di questa stronzata che avevamo fatto e ho detto Tanto non vinciamo. Una canzone, no, ma manco ci prendono. Ti presenti a un festival con una canzone che si chiama Figlio di una vacca. Tipo Squallor, no? Ok. Però era stato un vitello. Sì. Allora noi l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo demo così 448, gli abbiamo fatto sentire e io ho detto tanto non ci chiediamo. Pronto invece? Paolo? Siamo nel cartellone e dove andiamo a registrare la canzone? Abbiamo speso un sacco di soldi per andare nello studio e è venuta una schifezza perché lo sapevo che era una schifezza, perché forse c'erano 2 intonati, il resto erano veramente cabarettini uguali. E abbiamo fatto questo festival di Sanremo dove abbiamo ricevuto di tutto, ho preso un uovo poi in fronte dritto, al volo ho preso un rotolo di carta igienica che loro hanno lanciato nel pubblico. Quindi venivano lanciati degli oggetti in questo festival. Degli ortaggi proprio, venivano distribuiti all'ingresso. Ok. E questa è stata l'esperienza, però i generali prendevano la punta marcia, la dura marcia e gliela davano e ce la tiravano. Aspetta. io non ho ricordi del Sanremo, ne ho sentito parlare. C'era qualcosa di simile del pomofiore, no? Che si lanciava o il pomodoro o i fiori. Quelli erano finti almeno. Erano penso, finti, no? no? Ma qua gli ortaggi. Però invece erano gli questi erano veri. Vabbè. Tra l'altro quell'edizione la vinse Dario Vercastolo. Dario Vercastolo, che noi conosciamo, noi speriamo di avere averlo anche noi qui. ospite nel nostro Con La programma. canzone era Mario, tutta colpa di Mario, il bastardo di Mario. Sì. Mi ricordo. E lei hai conosciuto Faletti in quell'occasione? No, Faletti l'ho conosciuto lì a Radio 195 quando ha fatto il disco Minchia Signor Tenente e anche era già venuto prima comunque per spettacoli teatrali, quindi ho avuto modo di conoscerlo. Non bene come un altro personaggio che magari conoscete che è Massimo Cotto, invece ha collaborato con lui, ha fatto un sacco di cose anche a livello teatrale. Però è stata una bella persona. Insomma, ho incontrato belle persone. E anche ci sta. E poi è ovvio che dagli incontri nascono anche le amicizie, le simpatie, le antipatie. Questo diciamo non è scritto, ma nasce a pelle. Ad esempio, noi abbiamo avuto contatti con tantissimo all'interno di Radio Capital, ma con te è nata un'amicizia con Silvia Mobili, con il capellone, come si chiama? Era il nostro Cattaneo, ma c'era anche era il nostro tutor, però guarda caso sì. Ma lui era il nostro tutor, però poi abbiamo più socializzato con te. Innamorato della Sicilia, anche il brano mi sembra che ti fosse piaciuto, Siciliano tipo strano, per te era Adesso lo posso ufficialmente dire, io mi ero messo per terra battendo i piedi, ho detto questa deve partecipare. Perché sì, abbiamo inviato i brani come avete fatto voi con il Sanremo e non era detto che fosse stato preso, quindi no, anche perché erano arrivati. C'è stato un scollegamento comunque. Fabio, ci sei? Questa fa parte della diretta. Fa parte anche della diretta, perché diretta, Fabio, per non dire quanti brani erano arrivati, perfetto, si è scollegato. Ma possiamo nuovamente, vediamo, ricordargli di collegarsi di nuovo. Collegarsi di nuovo, vediamo, vado su. Intanto possiamo leggere, non so, c'è qualche messaggio. Sì, leggiamo eccola Evelina. Evelina, eccomi, vabbè, non manchi mai. Evelina, grazie. Alfredo Gilet, ciao ragazzi, ciao anche a te Alfredo, come va? Magari sicuramente in questo periodo, come tutti gli artisti, anche tu in ma quarantena. Oggi su Alfredo, ad esempio, mi è arrivata una notizia bellissima: ha brevettato un gioco che è stato scelto da una delle più importanti. Ci sei, Fabio? Io sì. Sì, ok. Scusami, finisco questo concetto. È stato brevettato da una delle più importanti case di magia. Di Alfredo Gilet. Sì, e quindi verrà, come dire, sarà messo in vendita questo progetto, questo brevetto. Alfredo quindi è un artista un po' poliedrico, si può dire, poliedrico. E quindi quanto prima avremo anche Alfredo Gilet in diretta con noi. Allora Fabio, stavi dicendo quanti brani sono arrivati? Più di 4.000, erano 4.000 qualcosa del genere. Cioè reali, perché io a volte ho avuto dei dubbi, cioè sono arrivati quasi reali.
Tra l'altro ho visto nei commenti al video che ho postato anche sulla mia pagina, l'ho condivisa, c'è uno che ci ha chiamato buffoni, tale Marco De Lillis. Marco, possiamo approfittarne per invitarlo anche grazie a te. Dico, siamo in contatto noi con Marco. Marco, se ti fa piacere ci suoni anche qualcosa, perché anche suonare, è appunto proprio per questo che so che è un bravissimo chitarrista e quindi però c'è stato sempre questo grande affetto con Marco. Sì, buffone è tipo è il complimento più bello che si possa fare. Avete parlato con lui della Sicilia, perché lui ci viene ogni anno. Sì. Fra l'altro c'è stata l'occasione un anno, ma non so perché non ci siamo riusciti di poter fare una serata insieme. Sì, suonare diversi artisti insieme, ma non mi ricordo perché, forse a noi c'è entrata una serata e quindi non siamo più stati, perché lui è un grande amico del nostro tamorrista con la T, precisiamola, con la T, lo dico io, è un tamorrista che ha titolino, grazie. E quindi abbiamo anche altre amicizie in comune, quindi teniamo in considerazione anche Marco De Lillis. Allora, una cosa, così diamo informazione anche ai nostri amici. Quando è che tu vai in onda su Radio Quando Capital? riprendi? Appunto, i tuoi orari? Se finiamo in tempo alle 11 stasera, non lo so se vai tranquillo, ti lasceremo libero su questo, Fabio. Ti lasceremo fino libero. alle 10 e un quarto possiamo stare, poi devo prendere la macchina. Ma a saperlo, se vuoi facciamo magari un giorno una diretta special Fabio, solo con te, uno special Fabio Arbone. Ci fa veramente piacere, perché hai tante cose da dire e da raccontare sicuramente. Facciamo uno share che va e vabbè, ma anche per quelli che stanno sotto c'è bisogno di fare lo share, non solo Fabio, invece un'altra passione che tu hai sono gli animali. Io ho seguito i gatti in modo particolare, vero? Allora, una è qua che dorme. L'abbiamo vista poco fa. Poco fa l'ho intravista. Questa passione per i gatti. Adesso si sta polemica. Questa passione per i gatti. Questa passione per i gatti ce l'ho da quando ero bambino. Però i miei genitori non mi hanno mai permesso di avere il gatto. Perché mia madre si affeziona per quando se ne va il dolore. Lo so. Sì, e infatti come in ogni storia d'amore, comunque, perché poi gli animali, sai, io da piccolo ho avuto pure degli animali, e poi non ho voluto più avere animali a casa, assolutissimamente, perché ho pianto molte volte per appunto l'abbandono che avviene in modo naturale. Dovrebbe essere questa la plus. Sono loro che se ne vanno prima di noi. Si soffre tantissimo. Io nel 2001 ne ho presi due, che erano fratello e sorella, e si chiamavano Piuma e Ronny. Ronny capisce il perché. Sì, ma lo diciamo pure, perché tu da voi, che era un ex giocatore, perché tu sei tifoso sì del Torino e dell'Inter, ma anche del Liverpool, giusto? Che c'entra Ronny e dell'Inter? Ronaldo. Ronny, io avevo capito. E quello com'era, scusa? Quello è Rise. Guarda, con Rise. Sì. Mauro, tu stai facendo confondere anche noi. Non ho capito Rise con Ronny. Mi sono confuso tra Rise e Ronny. Fabio, assolvilo. Quindi uno perché Ronaldo. Ok, grazie. Rise perché invece è un giocatore del Liverpool che attualmente si trova a giocare in Italia, giusto? No, non gioca più in Italia. Non gioca più neanche in Italia. Marzio, informati bene prima di fare le domande. Non ti preoccupare, non capisci una mazza. Noi non vinciamo niente da tantissimi anni, e quindi hai vinto tutte le coppe, avete 200 campioni qua. Hai detto bene, abbiamo vinto. E dal 2011 per 10 anni fa abbiamo vinto, ma ormai è finita. La storia è dal 2011 che noi vediamo vincere gli altri. Però pazienza, ci rifaremo. E sarò più preparato. Stavo dicendo dei gatti, e quindi nel 2001 sono arrivati loro due, e nel 2008 è sparita la gatta. Tornata alle vacanze, purtroppo la gatta non si è trovata più, perché ci riguardavamo col mio vicino. Io guardavo i suoi due, lui i miei due, ma c'è stato un giorno d'assenza e lei è sparita. E ieri, tra l'altro, mamma mia, ci sta. Vabbè, leggiamo intanto qualche messaggio. C'è Francesco. Francesco il disturbatore. Francesco il disturbatore. Francesco. Allora, Francesco. Ma perché lo devo mettere dritto come cosa? Allora, Francesco. Dimmi.
ti posso dire? Se ci dai l'occasione di salutare l'ospite, ci colleghiamo subito con te. Anche Francesco è rimasto, guarda, Francesco è rimasto basito. basito, quindi basito. ritornerà Fabio, sì. Ma Leggiamo intanto i commenti sperando di salutare Fabio e fare qualche altro collegamento. Sì, c'è un ciao con 2 faccine, poi mi ricordavano i cannoli, saluti da Castelbuono, ciao Maddalena. Ciao Maddalena. C'era qualche altro commento, dicevano di aggiustare la TV, Sì, aggiustare l'antenna. Ma dopodiché, dopo chi c'è? Dopo chi c'è? Ok, dopo c'è Francesco Scimemi. Quindi passeremo alla magia comica, ma anche al collezionismo. Parleremo di tante altre cose, canteremo qualche brano pure noi. Quindi speriamo nuovamente in un collegamento con Fabio. Di Fabio, riusciamo? Ciao ragazzi, grazie per la compagnia da Giuseppe Ventimiglia. Ok, Sì. ciao, grazie. Giuseppe, tu sei a Ventimiglia da qua, è ovvio che non si vede bene alla televisione, scusami. Ciao Samuele, comunque no, poi no. c'è una faccina che sta a dire comunque ci dispiace. Comunque sarà il cognome. No. Sono Samuele comunque. Ecco no. Fabio. Fabio, scusa. Si era intromesso Scimemi, no? Ma è il disturbatore. Allora, finisci quello che stavi dicendo. Ieri ricordavo che purtroppo il gatto se n'era andato 9 anni fa, perché l'11 di maggio del 2011, cioè io stavo in viaggio di nozze in Messico, lui purtroppo se n'è andato e comunque è con me, perché da malato della veterinetta che vedete dietro c'è la tua... c'è il gatto. Ok. Allora Fabio, giusto? Maurizio, dai. Oggi non ci sono più, ho perso l'emozione. Ma si è bloccato di nuovo, non mi dire. No. Non mi dire. Io devo sistemare anche questo filo questa volta. Quale filo? Il filo fino a Torino è troppo lungo, questo cavo dobbiamo allora ragazzi, noi intanto vediamo se riusciamo a salutare di nuovo Fabio in diretta. Poi ci sarà sicuramente qualche altro momento per poter stare con lui. No, lo ripeteremo perché Fabio, ripeto, oggi abbiamo parlato pochissimo. È una fonte inesauribile sicuramente. Abbiamo parlato pochissimo di radio, quindi lo faremo. Diciamo che questo è stato un antipasto per Fabio, giusto? Sì, assolutamente. Ecco Fabio, ti intravedo. Allora, lo faccio col telefono. Lo fai col telefono, perfetto. Dicevamo, ci saranno altri. Il telefono sgrana un po', sì, là sì, ti vedevamo benissimo. Meglio, ecco. Ti dicevo intanto grazie per... Riprova di là. Vabbè, ci sta, no, ragazzi. No, ma questo poi vuol dire che si trova bene. Si trova bene, se no già avrebbe chiuso la diretta. E noi cosa dobbiamo dire nel frattempo? Cioè, sai, per noi questi momenti giustamente sono momenti di... ma viviamoli con tranquillità. Ecco, diciamo che sono... Noi ci scusiamo, ma capite, oggi come oggi... con i collegamenti, perché poi non è che siamo noi che non funzioniamo, no? No, noi qua la regia funziona. Dobbiamo dare responsabilità alle linee telefoniche. Va bene, pazienza. Ma comunque, intanto possiamo anticipare il prossimo collegamento? Sì, anticipiamolo. Allora, si chiama Francesco. Francesco come? Devo dire pure io. No, Francesco. Allora facciamo una volta uno. E dove è nato? Dai. Secondo me a Palermo. Uno così non può nascere in un'altra città. Vero? Sì. Allora, Francesco Scimemi nasce a Palermo. Che cosa fa di bello Francesco Scimemi? Fa tante cose. Dai, vediamo se lo stai leggendo. No, io non lo voglio leggere. Perché so ad esempio che la carriera artistica di Francesco è nata a 15 anni in un teatro a Palermo, ma grazie ad un coniglio un po' ribelle che è uscito fuori dagli schemi, dallo sketch che lui stava preparando, e quindi secondo me Francesco si è messo a rincorrerlo, e da lì è nato... per cui lui faceva il mago serio? Inizialmente sì, e da lì è nata secondo me l'idea del... E il coniglio gli ha dato invece l'input, gli ha dato l'idea di fare appunto... Infatti, così nasce Magicomio, però non abbiamo più né Fabio né Francesco. Che cosa possiamo fare? Facciamo. Hai inviato un altro link a chi? Francesco Scimemi mandiamo un link a Francesco perché manca il link. Mi inviate il link da... Io non mi ritrovo nessun link e quindi non posso... Va bene, intanto io faccio comunque il presentatore.
Allora, vanta 450 repliche al Teatro Fellini di Roma nel 1990, viene scoperto da Pippo Baudo. Questo lo posso dire? Fino a qua ci sei. Lo posso dire. Fino a qua L'ho ci sei. scoperto io, in questo caso funziona veramente. Nella trasmissione Gran Premio, nella quale fu protagonista per 15 settimane. Francesco poi avrà modo di replicare se è vero o no quello che stiamo dicendo, per cui Io continuo a non avere nessun... dove riscosse un grande successo di Nessun audienza e critica. È vero, Francesco? Ma c'è Francesco collegato, no? Proviamo con Francesco a questo punto. Sì, proviamo con Francesco. C'è Fabio? Ok, Ah, allora Fabio, scusa. Va bene. Scusaci se la tua linea telefonica fa i capricci. Ah no, è perfetta. Ah, è perfetta. Allora, Fabio, così, un po' per chiudere perché poi ci dobbiamo collegare con Francesco. Di nuovo. Che cosa dicevamo noi, appunto, appuntamento stasera Alle 11? 23. Alle 23. Hai ragione, al sud Noi abbiamo sono un le fuso 11. orario diverso. Alle 23. Alle 23. Ah, è Ok, uguale, ok. alle 23. Ok, alle 23 su Radio Capital. Che cosa stai portando avanti adesso come programma? È un Come programma che si programma? chiama Capital Records, dove si parte da quello che è successo nel mondo della musica giorno per giorno e poi si fa un percorso musicale con similitudini, novità, insomma, antenne belle aperte per sentire quello che succede in tutto. Ok, noi ti salutiamo, è stato E ti veramente ringraziamo intanto. un grande piacere averti ospite, grazie per la tua disponibilità e se ti fa piacere, dico, possiamo fare qualche altro collegamento, raccontarci qualche tuo aneddoto, qualcosa che è successo Io vi in saluto con in questa radio. maglia. Ti sei fatto il palacio finalmente. Come diceva Carboni, Questo Ah, è un, è un gran bel giocatore, questo È è un gran bel giocatore. grande giocatore. Grazie. Comunque, vedo che sei anche per lui mi ha fatto avere la maglia. Con affetto, autografata. Belle cose. Comunque sei un collezionista di tantissimi oggetti. Parleremo anche, se ti fa piacere, qualche altra volta dei Beatles. Sappiamo anche della tua grande passione dei Beatles, guarda, di Londra. Sì. stavo per dirlo. Guarda, la prossima volta eventualmente ci fa vedere delle copertine. Ma noi ti faremo vedere una foto che abbiamo fatta noi con i Beatles, che tu non hai. Sì, noi siamo riusciti Aspetta, a allora fare. aspetta, fai così, però allora io mi devo giocare il jolly. Ti giochi il jolly, vediamo. Gioco il jolly. Gioca il jolly. Vediamo, tu gioca al jolly e noi, guarda, io te lo faccio vedere ora. Mi sposto perché noi la teniamo qua con noi. Ma c'è Fabio? Se n'è andato di nuovo Fabio. E va bene, vediamo di collegarci con Allora, Scimemi. io Salutiamo. invio il link a Scimemi. Oggi giornata Non riusciamo a salutarci con Fabio. con Fabio. Allora, Giro il link a Francesco. Ok, questo è il link. Mal che vada, colleghiamoci in 4. Sì, anche per i saluti. Sì. Vabbè, ci sta, ragazzi, che dire. Oggi sta andando così, però sicuramente. Come sta andando? Sta andando benissimo. Ah, guarda. Ah, Chi è? Chi è? aspetta che la Questo vediamo. io. Ah, mamma mia. Paul McCartney. Sì, Bravo. ma no, ma tu hai avuto, come dire, la sfortuna di farlo solamente con uno. Ma guarda noi invece, noi che cosa abbiamo fatto con i Beatles. Guarda, riesci a vedere? Vai, la regia. Però loro vanno da una parte e loro Non ci hanno degnato di uno sguardo, Fabio. I Beatles, i i Beatles. Beatles. Va bene, Fabio, ti salutiamo. Per evitare che cada nuovamente la linea, saluti a casa, alla tua famiglia, ai gatti e tutte le tue collezioni. Grazie ancora e ci sentiamo presto. Ciao. La prossima volta ci sarà una sorpresa. Ok, grazie. grazie. Allora, va bene. Riusciamo a fare questo collegamento mamma con mia, Francesco, ho sudato Francesco. sei magliette perché non ho pazienza. la camicia. E allora, che dire? Vediamo. Noi non siamo bravi a presentare, capisci? Per cui ci troviamo. Francesco! Chiedici scusa se ti abbiamo fatto se ti abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma assolutamente no, anzi, è stato un piacere. Avevi da fare?
Tantissimo, tantissimo. Sto dando una mano di bianco alla cucina. Ah, alla cucina. La cucina, alla Sì, cucina. sì, sì. Aspetta, cucina in italiano, giusto? Cucina è italiano. Ah. Aspetta il filone, il filone. Accentrati, il filone. Ah. Mamma mia. Spettacolo. Ma questo li fai tu in cucina? Questi li faccio io. Ogni tanto... Allora, Francesco, ti posso chiedere una cortesia? Mi puoi... Do pure la risata. Va bene. Ok, ragazzi. Ma lo sapevamo, lo Ok, sapevamo. L'abbiamo perso. Francesco, ti volevo chiedere questo. Se mi registri la tua risata Sì. sul tuo Sì. telefonino e me la invii, me la metto come suoneria. Perché quanto mi fa Sì, ridere aspetta, la tua... devo capire. Sì, Da che capisci. lato metterli? Perché l'ho messo in orizzontale. Sì, Ed è rarissimo che sia in orizzontale il telefono. sì. Secondo me ti devi accentrare solamente un pochino. Spostati un Dici, po'. Così, Perfetto. così Perfetto. riusciamo a vederti attraverso il raggi X. Anche così va bene, anche Sì, così va sì. bene. Così, Così Anche no. così. Facciamo un'intervista alle spalle di Scimemi, dai, non... una carpa, una... Paio di pesci. Va bene. tu pensi che noi possiamo- No, oggi non faremo... Mamma mia, che cosa vedo dietro, mamma mia. Francesco, Dietro, noi... no, vai nella libreria. Sì, lo sappiamo... Libreria. Facci vedere qualche oggetto curioso, dai, vediamo. Mi devo alzare. Sì, no, ma tanto, non- anzi, meno ti vediamo meglio è. Come meglio? No, parlo... Guarda, Mamma Ci mia. metti immagine larga, guarda, ci puoi mettere Allargaci Scimemi, allargaci a Scimemi, dai. Allarga. Guarda, la mucca. Spettacolo, sì, sembra scontato. Sì, come no. Siamo cresciuti con questi giochi, ma ti rendi conto con che cosa giocavamo? Di come ci accontentavamo Sì, di sì. poco? No, ma lui comunque aveva anche una deviazione. Mi ricordo di te quando hai ordinato, perché ero io il produttore, gli occhiali, quelli che... Ah, sì, da guardone, quello da Gli guardone. occhiali, quella Ce li ho, raggi... aspetta. Come Ce li ce li hai? hai? Te l'ho venduto io, scusa. Mi ricordo Vediamo. l'unico in Italia a comprare quegli occhiali è stato Ah, sì. lui. Mamma mia, spettacolo. Sì, questi è raggi X, Raggi. per vedere le donnine. C'è la piuma, c'è una Eh. piuma rossa e praticamente tu vedi e vedi che quella è nuda. Allora noi siamo nudi però, ci vedi nudi. Ma non ti conviene, Infatti guarda. io li tolgo. Aspetta, io metto le mani davanti così per... No, no. No. Di nuovo è uscito. Ma tu sei sforni tra mezzini così. Una catena di montaggio. No. Uno spettacolo. France, ma tu vuoi France, ma tu vuoi dire al mondo quanto ti vogliamo bene noi? Lo vuoi dire tu? Dico, dillo. Come posso dirlo? Mamma mia. Lo dico Aspetta che sto guardando l'Inps. Perché guardi l'Inps? La domanda dei 600 euro. Ah, Ma basta un click. ascolta dai. però, se prendi quelli dai 600 non ricevi il bonus da 25, l'aiuto, quindi Stai attento a come Qual ti è il muovi. bonus da 25? quello per le aziende, dico che Ma lui possono non è avere... un'azienda, amore. Io Come ho no? comprato Sforna Ah, lui- al fornaio, lui Hai ragione. Parco della Vittoria, sì, a Monopoli c'hai l'attività là. Vicolo Stretto. Carletto. Mamma mia. Ma ascolta, Carletto. ma la tua casa... dimmi una cosa, perché non metti un biglietto... Lascialo libero. Perché non metti un biglietto d'ingresso come al museo? Secondo me la tua casa è un È- museo, è è da da visitare, visitare è da veramente, visitare. Francesco. Anche io sono da visitare. Noi lo pensavamo, ma tu l'hai detto. Non l'abbiamo detto.
Ma lì com'è il tempo? Lì com'è il tempo? Qua, guarda, oggi ci sono attorno a 25-26 gradi, ma mette in settimana 30 gradi, ma penso anche a Roma. Anche a Roma sarà Sì. così, no? A Roma è buono, sì. A Roma è buono, buono. No, buono, qua si buono. sta, c'è Buono. un caldo incredibile. Noi Si domenica sta andremo... come d'autunno sugli alberi, le foglie. Però noi non possiamo uscire, quindi a volte non so se è meglio quando c'è maltempo, almeno uno... Vabbè, no, puoi come uscire. dire, oh. vabbè, evitiamo puoi sempre. uscire, no? evitiamo, si può evitiamo. uscire. Sì, Ora si può uscire. si può uscire. E questo Ecco. che è il fratello di quello appeso? Il fratello piccolo. Mamma mia. Sì, dice. E Francesco. non abbiamo gli occhiali, non abbiamo- Sì, sì, Lo no, lo puoi vediamo... mettere in tutte le maniere, vedi? Meno male che non l'hai piegato dall'altro lato, fra. Ecco. Vabbè, tanto è. Sì, no, sì, ma sì, lo vediamo. Vabbè. Francesco, scusa, ma Vabbè. l'oggetto più curioso che tu hai, la O cosa quello che... a cui tieni. a cui tieni di più. Ce l'ho addosso. Scommetto che ce l'hai sotto. Mamma mia, sto diventando un mago anche io. Per ricordarmi che ce l'ho, ho fatto un nodo alla camera. Io non so fuori cosa uscirà, perché No, ma no, le nostre esce. risate sicuramente Esce alla grande. non so quanto fastidio daranno fuori. Noi ridiamo. No, vai, ma io ho ragazzi. avuto modo di scoprire Ma secondo voi come faccio a togliere me stesso da qua? Dall'immagine. potresti girare. Cioè, c'ho il quadratino di me stesso a sinistra. Ah, ti Come vedi si due fa? volte. ti No, vedi due no, volte, su ma questo tu- non possiamo sì. fare niente, No, Francesco. no, tu guarda, meriti questo. Noi vogliamo dividerti in più parti in modo che ne usufruiamo più persone, capisci? Ah, ho capito. Ok. Li ho diviso. Sì. Penso una carta. Sì. Ma è una carta, aspetta, di poker o... No, di Di poker. poker, sì. Di Sei scala. pronto? Sì. L'hai pensata? Sì. Sì. L'hai pensata? Sì. Dilla. 2 di cuori. 2 di cuori. Incredibile. Guarda, 2 di qua. No, non l'ho vista. Francesco, scusa. Io mi fido. Come? Non 2 l'abbiamo vista. 2 di cuori. Io non l'ho vista. Non si è vista. No. È E stato... dinne un'altra. Aspetta. Sì. Dinne un'altra. No, posso dire io. Dilla tu. Asso di picche. No. Mario, sei tu che non sei Ora coll- no, non ero concentrato non perché sei collegato. ero tu. indeciso, avevo capito fra carte siciliane, Carte quindi- siciliane, ed- siamo- ed ero carte siciliane. sì, Questo è sì. miracoloso. Spettacolo, Sì, spettacolo. spettacolo. Lo so. E allora, Francesco, Un altro mezzo chilo? No, un'altra pesce. carta. No. La moltiplicazione dei pesci. Il pane, la moltiplicazione del pane e dei pesci. L'hai capito? È bello quando c'è proprio questa complicazione. Qualcuno che capisce, vero? Sì, Anche- sì. anche in Aspetta che ritardo. mi faccio l'effetto vento. Sì. Ventola. Niente, non funziona. Batteria scarica. Non funziona. Sì. Ah, questo, guarda che bello questo. Vediamo. Guarda che bello. Guarda. Se Sei ce, lo fai pronto? se ce lo fai vedere, sì. Mamma mia. Spettacolo. Mamma mia. Bra. Allora, ci vuoi dire ad esempio che cosa collezioni tu? Maurizio, vai. Così. Io? Eh. Allora, ti faccio vedere. Stacco il telefono e ti mostro. Sì, stacca. Così mi vedi? Ti Sì, vedo, sì, ti vedo. Allora, cominciamo con i DVD. Sì, quindi collezione DVD, dai. Si vede? sì. Qualcuno si vede. Sì. Qualcosa? Sì, qualcosa Qualcosa si vede. si vede. Questi sono DVD. Questo è un DVD. Ah. Mamma Sì. mia. Poi passiamo. Giocattoli Ok. antichi.
antichi, di quando eravamo piccoli. piccolini. Vedi? Il musichiere. Ma ad esempio ce l'hai? Io sono rimasto... Sì, il musichiere. Goldrake ce l'hai? Hai qualcosa di Goldrake? Guarda che sto qua. Questo è... Questo riesco a... Guarda. Aspetta. Non rompere. Questo è l'astronave, questa? No, questo è il B-35, quello che si metteva, è il proiettore con la manovella. Ah, che ok. praticamente c'è il film di Goldrake dentro. Ok, Bellissimo. ok. Te lo ricordi? Certo, io avevo l'astronave che girava a casa, Sì. si accendevano le luci, era uno spettacolo. E avevo Sì, però, la sì, cosa triste sì, è dire appunto. avevo. L'avevi perché poi non te l'hai stato dovendo finire. Eh sì, e È questa l'astronave, appunto. è una cosa triste. È l'astronave. È volata via, Guarda che belli questi, guarda questo. Vediamo. Questi li faccio vedere bene in luce, guarda. I Beatles. I Beatles. Tu prima parlavi dei Beatles, Sì, no? sì, Guarda, i Beatles a soldatino. a soldatino. E questo Beatles mania. di che anni parliamo? Anni 70 questi? Sicuramente. Fine anni 60. Questi rivendevano nel merchandising dei concerti dei Beatles. Addirittura. E ti faccio questa domanda, Sì. tu sei riuscito ad averla dopo? O questa tua voglia di collezionare è nata, diciamo, da bambino? È una patologia. No, è una bella patologia. Collezionare è patologico perché è assolutamente inutile. Lo sappiamo. Tu dici? Sì, Ma io io non penso però- che sia così. Sì. Dà felicità, però è inutile. Per esempio, io colleziono, ecco, questi sono gli occhiali per uomini bipolari. Che tu dici chi è? E sei sempre tu, perché ti occhi chi è? Chi è? Ah, ok. Capito? Chi è? E Chi è? Ti giri. Certo. sei sempre tu. Più volte durante il giorno puoi dire chi è. Certo. Capito? Questo è... Capito. Poi, guarda che ti faccio vedere, guarda. Super Santos Santos in miniatura. in miniatura. Questi sono comunque, diciamo, originali. Tutto originale. Tutto originale. Queste sono riviste, vedi, riviste. E quante volte le hai riviste? Le riviste? Ah, aspetta. No, io ad esempio ho visto Mi che risegno. Tu hai visto la rivista? sei anche un collezionista di giornali. Appunto. Tu compri i I giornali, specialmente sì, quando Cronaca escono Italiana, i titoli Le importanti. Ore, Super Sex, Playboy, eh? Playboy, Non ci sente. No, Playboy non ce la può. Caballero. Caballero. Invece la tua passione vera forse sono i poster dei cinema. Là, Sì, là no, di là. Va bene, perfetto. sfondiamo una porta aperta. come si Sì, suol lo, dire. lo sappiamo. Sappiamo sì, della tua sì, grande sì. preparazione sui film. Ditemi un film, ve ne parlo. Il problema è che da questo lato non c'è la Non stessa. c'è la grande preparazione, però. Quei bravi ragazzi. Vabbè, dai, aspetta. Sì, ti aspetto. Cioè, hai fatto una domanda facile. Per lui sì. Appunto. Maglietta di quei bravi ragazzi. Cioè, tu, dove lo tocchi suona, è uno spettacolo. È un Funny film- like I'm a clown, I amuse you. Questo è Joe Pesci che gli dice: ah, ti faccio ridere, ti faccio divertire. No, it's a big boy, è cresciutello, può rispondere. Chi era Joe Pesci. il compositore, ad esempio, della colonna sonora del film Quei bravi ragazzi? Vabbè, diversi. Ah, diversi. Quei bei ragazzi, vabbè, la colonna sonora dovrebbe essere credo di James Horner o di John Williams, credo, non mi ricordo però. Ah, non ti ricordo. Ma io sono sicuro che sarà quello. Sì. Per la mia preparazione è quello. Sbagliando si impara, come si suol dire. Sì, questo è uno spettacolo. Francesco, come hai trascorso questa quarantena? Tu sei uno Poi degli quarantena. Vero? Perché Vero, quella quarantena. quarantena c'è stato, no? Assolutamente no. No, Francesco non esce fuori
Perché dovrei uscire? Appunto, non c'è motivo, appunto, non c'è Non motivo. c'è motivo. Non c'è motivo. Guarda, in questo io momento che non sei aspetto solo uscito. che l'INPS, se l'INPS accoglie non esco più. No, l'Inps raccoglie sicuro. Accoglie. No, raccoglie. L'INPS vuole 600 euro Come vuole 600 da euro? ogni artista. Tu hai fatto la lei domanda. vuole. Certo, cioè noi dobbiamo inviare 600 euro a loro. Non l'hai capito allora? Ah, io pensavo che ce li desse. E tu aspettavi, allora puoi aspettare Francesco. Ah, ho capito. Capito? Come dice il famoso detto coreano, can che abbaia non è Non- comodo. E in Corea sono esperti di Lo sai, Francesco, io non abbiamo pubblico. La pecora Dolly, Non la abbiamo pecora pubblico, per Dolly, un cui- peccato perché dovevano clonare Francesco. Francesco, non Io abbiamo ne compravo una copia, ma non la tenevo dentro il blister. Francesco lo sconfezionavo Lo subito. spacchettavi? Sì, e ti lasciavo in giro per casa, Francesco. No, e poi perdi valore se lo Sì, spacchetti. ma acquisivo tantissimo di conoscenza e mi divertivo Ah. tantissimo. Dimmi una gatta. Ehm, Però pensaci. Aspetta, No, aspetta. basta. No, perché io... No, io vado più per le carte siciliane. Mio fratello è un grande giocatore di poker. cosa? Di poker. Sì, infatti ho giocato tutto. In questa quarantena mi sono giocato tutto. Come ti piace giocare? Qual è il tuo gioco preferito? A carte? Il Eh. poker, il poker. Il poker. Io ogni tanto scala 40. Ah, Lui cerca di scalare 40. 40. Sì, guarda. Senti, ma chi è quello dietro? Nel quadro dietro? Chi Nino c'è? D'Angelo, Patrimonio patrimonio dell'umanità. dico. Dell'UNESCO, no? Aitani. Si può dire Aitani. in questo- Guarda, anche la fascia tricolore, per noi Nino D'Angelo. tu considera appunto in questo periodo Non cinse una maglietta, una faccia a quel La sapore. discoteca. Mi ha fatto innamorare di sta felicità, semplicità. Ma tu lo sai che 15 esiste- anni. Ma tu lo sai che esiste il Nino Nero? Io mi sembra di averlo visto È qualcosa. uno che fa delle serate. Sì, un sì, ragazzo sì, sì, di sì, sì, colore, lo so, lo so. biondo, che fa le serate cantando come Nino D'Angelo e nei manifesti c'è scritto È vero, vero. l'uomo, l'artista odiato dalla Lega, È vero. che è napoletano È nero. nero. No, questo è una Chiamano conoscenza. per questo. Da poco ho scoperto invece Nino D'Angelo che ha cantato un brano dei Beatles, Imagine, cantato parlando di Gesù. che Gesù, si chiama sì, Gesù Cristo. sì. Gesù Cristo. Quindi, Sì, cioè, sì, ero Nino- ubriaco. Ma Sì. Vabbè, comunque sarà stato l'effetto veramente del del coronavirus. no, ma già l'aveva fatta prima. Ma per me lui già anticipava i tempi, essendo Anticip- Gesù Cristo già anticipava sapeva i quello tempi. che doveva fare. Cristo. Invece così. Gesù Cristo, vabbè, Gesù Cristo, ma era sempre riferito a Gesù Cristo. Sì, 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 no, Gesù, però Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù- Io penso che Gesù Cristo però è scollegata proprio come brano, cioè, Vabbè, secondo no, me no. Gesù Cristo. una delle poche ho cose che ha provato, toppato. veramente ho provato ad ascoltarlo, Maurizio, ma non ci sono Ma ci non sei ce, riuscito. non ce la si fa, non ce la si fa. Però non ci possiamo sono dire che è una delle poche cose che Nino forse ha toppato, perché non dimentichiamo che negli anni 80, anni 90 Nino riempiva i cinema, è stato uno di quelli a vendere più dischi con I concerti erano seguiti. Forza Campione, aveva un seguito incredibile. Ma ti dirò che quando è venuta Stracult in trasmissione e ci ha parlato, ha anche una grande cultura musicale, cioè non è No, vabbè, sì. solamente melodico, ha anche una bella cultura musicale, compositiva, cioè non sottovalutiamo il Nino D'Angelo. Assolutamente, infatti noi l'abbiamo lì come icona. Non è per ci mancherebbe, noi abbiamo grandissimo rispetto, magari tutti fossimo Nino D'Angelo. Invece una domanda seria te la voglio fare. perché Sì. finora che domanda hai fatto? No, fino adesso abbiamo anche scherzato. Cioè tu Ma dai. come vedi per gli artisti, cosa pensi? Perché tu sei sempre uno che vede avanti. Tu sei sempre uno Guarda, si avvicina sì, sempre sì, di più vede- e vede proprio. vede anche oltre, vede anche oltre. Vengo avanti, no? Come la vedi la situazione degli artisti italiani? Cioè come pensi che si evolverà questa situazione? Ah, bene. Allora, siamo nella merda.
E qua scappa una risata corale. Quando ci fai caso, dico, Sì, su sì, questa sì. tragica Spiegazione. Perché? Spiega. Allora, nessuno riaprirà un teatro con le norme che stanno proponendo, perché nessuno potrà rischiare uno spettacolo per la metà dei posti, quindi moltissimi spettacoli, moltissimi sia gestori che agenti preferiranno chiudere che non Certo, anche perché rischiare, perché poi non è che per forza addirittura quella metà riempiono. Certo, ma anche perché poi c'è anche la gente bisogna riabituarla, bisogna fargli fare vigia a tornare in teatro. la gente ha Dovevano paura. aprire i teatri all'aperto quest'estate, i teatri all'aperto tutti pieni, così la gente si cominciava a abituare, eccetera. Che dobbiamo? Ma tu pensi che in estate si faranno delle serate? Ma Anche guarda, nei teatri all'aperto? proprio oggi mi ha chiamato il Teatro Stabile di Bolzano, con cui io collaboro da 3 anni, per cui perché dovrò fare un Romeo e Giulietta, ora sembra una cazzata, ma è vero, con Ugo Pagliai e Paola Gatti. è la Sì, e già di cui già abbiamo fatto delle promesse. Sì, avevo visto qualche foto prima. Forse l'11 e il 12 settembre potremmo debuttare al Teatro Romano di Verona. Però ancora è tutto in forza. Certo. Dobbiamo sperare che tutto torni alla normalità. Dobbiamo sperare che il virus se ne va. Sì. Questa è l'unica cosa. Perché se aspettiamo che le norme si possano, possano essere adatte a quello che è lo spettacolo, non sarà mai. No, ma anche perché oggi leggevo un Ma post. tu immagina che io, se faccio lo spettacolo, non posso manco far prendere una carta. Certo, non si può avvicinare alla... Sì, la gente neanche non può... possono toccare niente del palco, cioè non posso addirittura prenderlo, ma la persona non può firmare una cosa, non può firmare una carta, non può firmare un passaggio. Quindi pensa quanto è più difficile per me fare lo spettacolo. Certo. Indubbiamente. Poi riconoscendo appunto quello che tu fai. Lo so, Fra, io guarda, ti ho pensato perché forse tu sei uno degli artisti che lavora più di tutti in Italia e quindi noi ti seguiamo. Ti seguiamo in tutti i voli. Tutti i voli che tu treni, fai. Tutti i treni. Tutti i treni che Sì, prendi. in tutti i laghi. Mi ricorda qualche brano. E quindi la risata è un po' più amara questa, però è così. Che dirti, Francesco? Noi speriamo di... Ma no, ma tanto guarda, sarà... Io sono ottimista. Quando ricomincerà sarà una cosa fantastica. La gente avrà così tanta voglia di vedere, di muoversi, di vedere spettacoli, di cose, che sarà un nuovo rinascimento. Ce lo auguriamo tutti. Ascoltate questa profezia. Sarà un nuovo rinascimento. Sì, ma dov'è? La zia. Dov'è? Tu hai detto la zia professoressa. Non è la professoressa, non è la non è la profezia. Ma porca miseria. Ma aspetto sempre la tua risata registrata, ok? Ma voi in questo momento dove vi trovate? Allora, noi abbiamo la fortuna di abitare nella stessa casa. Abbiamo una scala in comune e una poi in provincia. Cominciamo. E questo è il nostro studio dove facciamo le prove. Quindi... Ed è a metà sul pianerottolo? No, è proprio il garage. È il piede del palazzo, come si suol dire. Il piede, sì, un piede. Bianco mangiare. Sì. Salsiccia. Ti ricordi salsiccia? Bianco mangiare. Allora, questa la racconto io. Abbiamo fatto uno spettacolo con Francesco ed è venuto a mangiare in campagna da noi. Ha mangiato così tanto, così tanto che non poteva prendere neanche le buche in macchina perché il cibo usciva. No, buono. Vabbè, tieni presente che quando io, che sono di Palermo, torno e mi offri quello che mi hai offerto tu, io faccio ascolta per un anno. E la sera il let move, come si chiama? Si può dire? Della serata Molotov della serata
è stata salsiccia. Salsiccia. La gente non capiva, ma durante lo spettacolo usciva Salsiccia, light Maurizio, molotov. caspita. Non sono esperto io di cosa light, io mangio sempre un po' Tu più. cos'è? Quando è il prossimo vostro viaggio? Questa è la nostra Allora, testata vera. ti dico questa cosa. Quest'anno, togliendo Paolo Fox, diciamo che era l'anno buono per noi. Ti anticipo questo. Dovevamo registrare un videoclip a New York. Buono. Avevamo una serata a New York, 2 in Belgio, Buono. una a Londra, una in Germania, una in Austria, ok? Più le serate varie. E lì invece- qualcuno ha detto: ma perché questi devono viaggiare? Lasciamole a casa, Lasciamole a restiamo a casa. E quindi Ma ci siamo siamo. contrattate prima del virus. Sì, Sì, avevamo si già. Avete No, potuto sospettare che il virus sia stato immesso proprio per evitare. E infatti quello che dico Non io. lo volevamo dire, non però. lo volevamo dire, fra. Potrebbe Anche essere. potrebbe, questa è una. Potrebbe Però, essere. guarda, Se vai a porta, parlane di questo. di questo, Che sì, potrebbe essere. Ok. Ci vado domani. Ok, allora salutaci a Michele. Porta a chiedere sì. soldi. Ma noi oggi usciamo. Francia, io ti amo, non ci posso fare niente. È la fine. Ti amo a distanza, ti amo a distanza. Anche perché bisogna mantenere le distanze. dai. Sempre meglio. Anche senza il corona, anche senza il Ma corona. il dai. pane, hai finito di sfornare il pane per oggi? Sì, non ce n'ho più. Conferma, alla fine la patologia si trasforma in accumulazione seriale. Allora, qualche volta Esatto, invece si chiama recluttering. E Fabio Arbois, che è un grande faremo in modo appassionato. di farti conoscere Fabio, che è un grandissimo amico nostro. Che è Cosa uno... colleziona Fabiuzzo? Fabio colleziona tutto ciò che riguarda la Coca-Cola, tutto ciò che riguarda i Beatles, tutto ciò che riguarda i dischi. E ce l'ha i miei Beatles? Penso di no, ma faremo in modo di farglieli vedere. Io c'ho anche un giocattolo della Coca-Cola anni 70, era un furgoncino, sai quelli che si mettevano sul tavolo e non cadevano mai a batteria? Sì. E questo glielo faremo sapere così per farlo. Per dovere di cronaca. Ma lui ci segue per ora. Lui, fra l'altro, sta a Roma, è uno Sta a speaker Roma. di Radio Capital, quindi magari poi capiterà anche di incontrarvi o di. Capitala questa capitala. Capitala. Va bene. Va bene, Francesco. Io starei. La stessa risata si trasforma anche in pianto, se Sì, vuoi, dipende sì, come sì, dalla tua. La tragedia e la commedia vista di spalle. Ma una volta la tragedia e la commedia appunto avevano una sola maschera, per cui con quella maschera si rappresentavano tutte e due facce. Che preparato sei? Io ho fatto la tragedia greca, Maurizio. Lo sai perché? Che c'è il gobbo davanti. No, Maurizio. Sì, ha un gobbo, sì. Non è di Notre Dame, abbiamo trovato uno così. Quale gobbo? Però sempre porta fortuna. Sì, porta fortuna. E quindi legge lui le informazioni, ce le ha scritte con. Io già mi ero messo d'accordo. l'Unipesca. Mi ero messo d'accordo con Francesco e sapevo già dove andare del a parare. fatto di una maschera sola. Certo, ma questo qua fa parte. Allora per andarlo Anche io leggo le carte. Allora per andarlo in scritto anticipo. quel libro, cos'è? Uno, Le maschere, uno le nessuno, maschere. 100.000. Uno, nessuno, 100.000, 600 euro. Imps. Imps E significa. si arriva sempre lì. Imps. Qualsiasi essere Imps. o non essere, 600 euro. Cioè, qualsiasi cosa, verte lì. Io ti dico una cosa, visto che mi parli Nel mezzo del Cammin di nostri dei 600 euro. Visto che mi parli di Imps, hanno cambiato ora il sito, è Impossible. Impossible, ma quello è un film. Io voglio fare una trasmissione, sai come la voglio chiamare? Come? Domenica Imps. E qua parte L'applauso nasce spontaneo. Sei ci grande, sei grande. Noi questo programma volevamo chiamarlo Calandra che sorpresa. Però
Era buono, era buono. Ma- Dovevamo chiamare te prima, però cala, sai com'è? Cala. Va bene. Va bene, va bene. Allora, Poi Francesco. anche, insomma, anche sessualmente si avvisce. Guarda, no, avevi chiuso in bellezza con Domenica Impes. Ti hai rovinato tu. Allora lo chiameremo Isa d'ora un po' il programma, ok? Allora rimaniamo così, ci salutiamo. Sì, Francesco, Io ci vado a saluti. fare il riso integrale con le zucchine. Sì. Vado ad aiutare Fiammettino. Ma esce sempre dalla ci bocca. saluti tanto Fiammetta intanto. Il riso esce sempre dalla bocca. Il riso esce sempre dalla bocca? No. Solo il pane. Solo il pane. Comunque- Ok, salutaci Fiammetta. Te la Grazie saluto. per essere stato qui con noi, Francesco. Sai quanto Vi ti bacio, vogliamo spero bene. di vedere dal vivo il Somaro al più presto. Ok, anche noi. Io spero un giorno, se ci sarà occasione e me lo consentirai, di visitare la tua casa, perché là mi perderò. Però ti dico anche una cosa, io voglio anche annusare gli oggetti, non solo guardarli. Feticista. Sì, perché voglio sentire l'odore degli anni Del 60, tempo. degli anni 70. Questa è una cosa. C'è. Ok. c'è, in alcuni c'è. Ok. In alcuni c'è proprio la cantina. Bellissimo. La cantina. Bellissimo. Francesco, grazie di tutto. Io il giorno che posso, ti prometto, ti farò Avere le 600 euro. No. Rimaniamo così. Si chiude in bellezza. Forse è meglio. Mi fermo qua. Rimaniamo così. Non ti anticipo cosa voglio fare. Lo allora. sai che cos'è, Maurizio? Se tu devi 600 euro, noi ce le diamo sicuramente. Sì, L'Impes l'Impes non non si sa. Hai ragione. Non si sa. Non si sa. Va Va bene. bene. Buon Vivremo riso allora. anche senza questi 600 euro perché noi viviamo d'arte. Chi Ok. ce ne frega a noi. Ma se ti Tanto arrivano, pane. ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Diciamo così. I pesci pure. Se ti I arrivano, pesci pure. se ti arrivano le 600 euro, intanto faccelo sapere, ok? Va bene, Così lasciamo facciamo- aperto il collegamento per un anno. Sì, facciamo 200, 400, 600. Ah, ok? dividiamo in tre. Dividiamo in tre. Ah, ma ci sto. Come quella volta lì, Sì. a quella posta. Sì. Sì. Ok. Chiudiamo. Non lo dovevi chiudiamo dire. la regia. Francesco. No, ma chi ha fatto il palo? Non mi ricordo chi ha fatto il palo. Il palo che l'ha fatto. Vi bacio. Ciao. fratelli. Ciao bello. Ciao. Ah, è il palo. Vabbè, chiudiamo non in bellezza, possiamo dire. Sì, meglio chiudere in bellezza. Chiudiamo proprio, Chiudiamo. Chiudiamo. Diciamo che abbiamo avuto veramente due grandi. Allora, noi ci siamo divertiti, ragazzi, non so voi da Non so casa. Io... Ciao Tanino da Messina. Ciao. Oh, ciao Tanino. Chiamaci. Ciao Maria Teresa da Milano, saluti a Milano. Bravi, noi ci prendiamo il bravissimi. Sì, ma però hanno fatto tutto loro, hanno noi fatto non abbiamo veramente, fatto niente. veramente. Ciao da Guldi999. Il tempo è volato oggi, forse siamo andati Siamo andati riusciti vabbè, tanto a sforare. non abbiamo orari ben definiti, per cui il nostro spettacolo dura ma da mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora e mezza. Sì, è come l'elastico delle mutande, diciamo, si allarga e si stringe in base a chi le indossa. Quindi, certo. che dire, grazie per essere stati con noi. Salutiamo anche Giacomo, che è sempre con la brosciona là. Se volete rivedere la puntata, per chi si potrà fare. Ma anche- possiamo dare anche dopo. l'appuntamento già per la prossima? Sì, possiamo dire anche che ci sarà venerdì. Venerdì, ecco. Venerdì- Venerdì saremo di nuovo in diretta. Credo ne abbiamo 15 se non mi sbaglio. Venerdì 15 maggio avremo due grandi artisti, un musicista siciliano che è Carlo Muratori, quindi parleremo anche di canzoni siciliane, di composizione e di quant'altro, e l'altro è un grande attore italiano, anche se lui di origini siciliane, che è Salvatore Lazzaro. Molti lo conoscono per il già ci Bernardo saremo. Provenzano del Capo dei Capi, ma lui ha fatto tantissimi film, fra l'altro è anche un regista. Parleremo anche di alcune sue produzioni, e quindi vi aspettiamo venerdì 15 maggio sempre alle 18 sul nostro canale ufficiale, ma andiamo anche in onda su tantissimi altri E poi, visto social. che ci siamo, stavo dicendo, visto che ci sei, potevi dire anche di iscrivervi al nostro canale. Sì, Noi l'accettiamo di cuore. Guardate, l'ingresso è libero, non si paga niente. L'unica forza che ci potete dare in questo momento
per noi artisti è quello di iscrivervi al nostro canale, quindi di avere, come dire, un seguito, almeno un supporto, ecco, come dire, morale. In questo momento. Noi chiudiamo con un brano che fa parte del nostro CD Sicilia Incantata, che si chiama Sciuri Sciuri. Sciuri Sciuri. Ciao ragazzi, a presto. Camirasti di buongiorno, lo sabato si chiama Allegra Cori e a tu cavetteggia la moglie, come mi vede ci porta i dinari, come mi butta ci morire poi. Lo sbucciari, amaro l'uomo che mi credi, amaro così fa sopra gli ali, questo di paradiso più non vedi. L'amore che mi rasti di ritorno. Arrampicanti, non mi passi manco per la mente, tutti i minuti lì passo avanti e farti dispetto eternamente. Ringraziamo la Eventi Service per Ciao la diretta. ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima.